Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, buon venerdì a tutti quanti, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Siamo tornati da un po' da queste vacanze, dalle vacanze pasquali, siamo qui anche dopo ieri, il 25 aprile, a fare che cosa? A fare il punto della situazione a distanza anche di giorni, a chiederci un po' cosa è successo sia a Notre Dame e a chiederci anche se tuteliamo abbastanza il nostro patrimonio artistico, perché anche in Italia di incendi ne abbiamo avuti parecchi in parecchi edifici importantissimi. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi, vado perché lei è in contatto con il diretto, quindi mi sento di presentarla per prima, perché non si sa mai nella vita, con padre Federico Lauretta, il parroco della chiesa di Santa Giustina di Padova. Benvenuto. Benvenuto. Ecco, metta sempre una parola buona. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giulio Muratore, architetto, benvenuto. Grazie a voi, buona giornata. E finalmente, perché poi viene sempre citata la soprintendenza, abbiamo il piacere di avere in studio con noi Fabrizio Magani, soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo. Sarebbe un acronimo unico, giusto? Quale sì, sarebbe? Esattamente. Quale sarebbe? In stretto? Archeologia Belle Arti, l'acronimo? SABAP. SABAP. Sì. SABAP. Beh, insomma, una cosa semplice buongiorno, da fare. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Allora, abbiamo visto tutti quanti questo incendio pazzesco che è scoppiato nel pomeriggio di qualche giorno fa. Dove siamo? Siamo a Parigi alle 18:43 del 15 aprile. Era lunedì e vediamo questo incendio che divampa, siamo lì spettatori e la guglia che ovviamente cade, eccetera, eccetera. Sono passati giorni, allora sono iniziati il giorno stesso supposizioni, sarà la 1001esima chiesa che è stata data a fuoco dagli ISIS, dai terroristi, ci sono stati i massoni, c'è stato chi ha visto del miracolo, chi ha visto la croce. Insomma, invece in questi giorni sono state sentite le ditte che vi hanno lavorato, c'è chi parla di una scintilla partita da una saldatura, magari da un'impalcatura dove stavano facendo i lavori, ma in realtà si parla anche di mozziconi di sigaretta. Insomma, non è che è proprio una cosa molto carina lavorare in un luogo che era definito la foresta, visto volevo dire, il querceto che portava nel sottotetto, e fumare anche una sigaretta. Allora, architetto, lei di impalcature ne avrà viste tante in vita sua, è un problema anche controllare questo, perché sembra una banalità, però in un luogo come quello, magari avere anche dei dipendenti, degli operai che non fumino, ma non è solo quello. Io posso parlare anche di un pezzettino di storia. Allora, da una ventina d'anni in qua c'è molta attenzione alla sicurezza nei cantieri. Non erano più i cantieri che ho visto quando ero ragazzo, dove effettivamente poteva capitare di tutto. Il bottiglione di vino, il cappello di carta, no, perché siamo sì, non è che le voglio dare dell'antico. No, ma è vero, cioè, potrei raccontare molti aneddoti. La scarpa infortunistica cos'era? Ma la scarpa antinfortunistica non esisteva, cioè tutta questa attenzione che oggi stiamo ponendo è stata fatta sempre in funzione di salvaguardare l'operatore. Ma non... È una conseguenza il fatto, è una conseguenza che tutte queste attenzioni dovrebbero mettere il lavoro in maggior sicurezza anche nei confronti dell'immobile. Se fosse un ginecologo o un ostetrico metterebbe in salvaguardia il bambino e la partoriente, mettiamola così, giusto? Perché tu stai restaurando qualcosa che è importante, ecco, quindi va bene l'uomo. Io le devo prendere una telefonata, porti pazienza, siamo in diretta, architetto, 049 49 06 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Allora, io non entro in merito riguardo a Notre Dame, anche se secondo me che non avessero nessuna assicurazione mi dà dei sospetti, ma comunque non entro in merito a quello. Io entro in merito alla nostra mentalità, nel senso che siamo abituati a coltivare il nostro orticello, ma non lo guardiamo fuori, non guardiamo quello che abbiamo, non guardiamo la strada dove viviamo, vogliamo solo essere molto molto egoisti. Quindi io direi che bisognerebbe anche nei ragazzini, dalle scuole elementari in avanti, educare alla bellezza di quello che abbiamo noi in casa, in Italia e in ogni momento, e saperlo valutare e difenderlo. Questo è importantissimo secondo me.
Vi ringrazio, questa è la mia opinione, poi se sia giusta o sbagliata non importa. Cioè, sarebbe una materia da inserire, l'educazione alla bellezza, che ci nasciamo con così tanta bellezza che probabilmente diamo per scontata. 049 4906 054, allora dicevamo bisogna mettere in sicurezza anche l'edificio, in questo caso la signora ha citato l'assicurazione o non l'assicurazione, ma un capolavoro del genere che arde in 8 ore è pazzesco. Ma lei si è fatta un'idea di che cosa possa essere realmente accaduto? Guardi, ho visto gli incendi nascere dalle cose più stupide. Intanto di per sé il legno non è così facilmente incendiabile. Vuol dire che c'erano altri materiali che potevano aver creato l'innesco, perché comunque è una struttura lignea, prima di incendiare. Non so, se voi accendete la legna del caminetto, quanta fatica fate per accenderla? Ecco, mettiamoci nella stessa condizione. C'è travature di quella dimensione, non è facilmente, cioè certo quando poi la temperatura sale allora diventa un incendio complessivamente che sarà arrivato a qualche forse anche migliaia di gradi, ma far partire l'innesco vuol dire che c'era del materiale magari plastico, che allora quello sia facilmente incendiabile. Tipo dei cavi elettrici, lei non pensa che le mozziconi di sigaretta siano così potenti, che siano caduti, sa, perché Mr. Bean è sempre all'opera, voglio dire. Diciamo, gli antichi accendevano con l'acciarino, da una scintilla, e potevano far incendiare intere città, quindi l'innesco può essere da qualsiasi sorgente, è che ragionevolmente ha trovato dei materiali facilmente incendiabili e da lì poi quando parte non dà tregua. Non dà tregua. Adesso il vero problema sarà, e vengo a Fabrizio Magani, ci si pone anche il problema magari del know-how del restauro, cioè chi va a restaurare, perché c'è bisogno di manodopera, come l'abbiamo vista alla Fenice, c'è bisogno di gente che sappia lavorare, e quindi anche questi giovani magari in un futuro pensare di andare a fare anche, non so, restauratore, di occuparsi della bellezza, che vengano educati anche alla bellezza, perché edifici in Italia che hanno preso fuoco, la Fenice, il Petruzzelli, la Basilica di San Francesco ad Assisi, poi quella lì ha avuto altre questioni, la Cappella della Sindone a Torino, la Cattedrale di Noto, l'elenco è grande, è lungo, ne ho citati solo alcuni, ma quelli che ci sono rimasti nel cuore. La Fenice ha avuto la sua storia di assicurazione, inutile dirselo. Ma allora come si fa? Perché adesso c'è bisogno anche di manodopera, di gente che sappia, lei che si occupa di bellezza. Beh, lei sta citando casi però diversi, perché quello della Sindone ha avuto una sua storia, un'altra storia dolosa, quella della Fenice, e effettivamente però l'incendio c'è stato, no? Però voglio dire sono casistiche insomma, radicalmente differenti, no? Io seguirei quello che diceva Giulio Muratori. In realtà noi abbiamo oggi una normativa sulla sicurezza dei cantieri che è implacabile, nel senso che è forse addirittura troppo complessa e comunque molto costosa quando la si deve progettare. Guardi, il mio collega che è bravo nelle immagini dell'epoca della Fenice, grazie ai colleghi della regia, maestri, anche loro. Quest'altra cosa che diceva lei, cioè la capacità delle maestranze di intervenire ai cantieri, è altrettanto oggi normata, e cioè noi abbiamo una normativa che prevede che ci siano effettivamente delle professionalità specializzate, al punto da dire che proprio la legge fondamentale, insomma la norma fondamentale che è il Codice dei Beni Culturali, che prevede che siano i restauratori, soltanto i restauratori qualificati, a entrare nei cantieri e a operare nel campo dei beni culturali, per cui per fortuna nel nostro paese, io parlerei senza esitazione di tradizione italiana del restauro, abbiamo effettivamente da tanto tempo una qualità che viene riconosciuta peraltro a livello internazionale, insomma. Ora, dire, tornando a Parigi, se è capitato per la fragilità di un operatore il mozzicone, io penso che l'indagine, come sempre, poi provvederà a chiarire, a risolvere quello che è capitato effettivamente. Insomma, oggi sarei molto prudente. Cauto, no, perché i giorni che è successo il fatto, quel 15 si scendeva alla televisione, c'era il tuttologo, il colpista, c'era una situazione. Le volevo chiedere questo. Adesso Macron poi ha dato una sua visione di possibile riapertura di Notre Dame in 5-6 anni. Secondo lei è stata una previsione buona oppure azzardata? Beh, innanzitutto sta capitando quello che in genere capita sempre dopo una disgrazia, no?
Innanzitutto si sta cominciando a capire che cosa si deve fare della parte, diciamo così, perduta. Macron ha anche pensato immediatamente di fare un concorso di idee, di progettazione, gli architetti hanno già dichiarato di volerla fare in vetro, d'argento, d'oro, eccetera, nel senso, voglio dire, adesso parte quel filone che parliamo è tipico. della guglia? Sì, parliamo della guglia, insomma, che ha questo valore simbolico, no? Dall'800, da quando è nata, almeno la versione più recente che tutti conosciamo, e si sta parlando invece di un altro tema che è tipico della conservazione, che è del com'era e dov'era, no? Quindi una progettazione, diciamo, tradizionalista. Oggi tra l'altro c'era un bell'articolo di Cesare De Seta su questo argomento. Sì, e poi è nata una solidarietà che ha portato nel giro di poche ore mi pare, a un accumulo di denaro, anche lì, che peraltro è stato letto con sospetto, perché si dice sarà per caso un modo per aggirare il fisco, no? Perché anche lì il dietrologo insomma, ci vede male. Di solito il patrimonio culturale, che produce sempre situazioni positive e festose, quando capita la disgrazia, che sia naturale o dolosa, insomma, produce poi anche aspetti un po' più sinistri, insomma, no? Quindi anche qui io sarei molto prudente, perché mi pare che sia comunque un intervento... la prudenza del sovrintendente. Cioè, no, è prudente perché poi i 5 anni, in realtà, io mi auguro che i francesi, diversamente dagli italiani, abbiano una normativa sui lavori pubblici, visto che la Chiesa è statale, che sia più veloce della nostra. Più snella, ecco, ci piace andare in pubblicità con questa idea che sia più snella, però è bello perché comunque è stata una donazione corale, e questa comunque fa vedere che c'è comunque l'intenzione di mantenere la bellezza. Torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054 ci dice padre Federico Lauretta se è giusto essere educati alla bellezza, vi lo diceva la nostra telespettatrice. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Allora, cosa pensate di quello che avete visto in questi giorni, no? Di questa cattedrale di Notre Dame che è bruciata così in poche ore, e siamo rimasti un po' tutti attoniti. E cosa pensate del nostro patrimonio artistico? Lo tuteliamo abbastanza, artistico architettonico, lo tuteliamo abbastanza? Siamo abbastanza bravi anche a riconoscerlo? Perché ci ha chiamato una telespettatrice prima, ha detto non siamo molto bravi ad educare le persone alla bellezza, siamo troppo forse chiusi, guardiamo troppo il nostro orticello, o stiamo ad esempio vittime del telefonino e non ci accorgiamo più di che cosa ci succede attorno. Ricordo sempre che lo tocchiamo 2500 volte, andiamo col pollice tra i 2500 e i 3000 volte. Ogni giorno mediamente una persona fa ciò, senza volerlo. Lei cosa dice? Dobbiamo andare in questa direzione, insegnare qualcosa anche ai più giovani, anche all'asilo, penso. Io direi di sì, anche perché con l'infanzia. Insomma, ogni civiltà, anche la più arcaica, la più antica, ha sempre sviluppato un gusto estetico. È un dato di fatto proprio dell'umanità. Basta vedere anche soltanto l'antico Egitto o anche le antiche civiltà dei Sumeri, i loro templi che costruivano. I greci ovviamente sono stati poi quelli che hanno anche sviluppato una prima teoria, ecco, dell'estetica e soprattutto dell'architettura e dell'arte. Credo che sia una cosa insita proprio all'interno dell'animo umano, dello spirito umano, ecco, quello di una ricerca del bello, di una ricerca estetica. E è una cosa che continua, anche l'arte contemporanea, anche l'arte che possiamo definire anche un po' di contrapposizione, ecco, in realtà cerca sempre comunque un gusto del bello. Dice perché così siamo una civiltà cresciuta nell'armonia, nella bellezza. Sì. Quindi apriamo la finestra, vediamo un campanile, una chiesa, un affaccio, qualcosa che ci gratifica. Sa perché stavo pensando mentre parlavano all'educazione al bello, mi è venuto in mente, ma non mi ricordo la località di quei bravissimi boy scout che erano andati a ripulire la grotta all'inquinamento, hanno cancellato poi i graffiti degli uomini primitivi perché non sono stati in grado di riconoscerli. È successo questo episodio qualche anno fa, ma non mi ricordo dove. Educare al bello avrebbe
Fatto un'ottima prevenzione in quel caso. Sì. Sicuramente. Un'altra cosa che colpisce molto, ad esempio, è questo fenomeno, il fenomeno dei furti d'arte, specialmente all'interno delle chiese. In Italia si registrano circa 55 furti al giorno di arte, opere minori, maggiori, dal candelabro al pezzo ligneo, perché insomma le nostre chiese, anche quella di campagna, ha sempre una piccola pala, qualcosa, e sono 20.000 furti all'anno. Questo è un problema grossissimo perché il traffico, per esempio, vale 9 miliardi di euro nel mondo, cioè è un continuo derubare il nostro patrimonio. Ad esempio voi lì a Santa Giustina come vi siete attrezzati? Beh, innanzitutto ci abbiamo cercato anche noi, perché abbiamo avuto anche noi piccoli furti, per fortuna non di opere preziosissime. E ovviamente con l'ausilio delle tecniche moderne, quindi l'ausilio di sistemi di sicurezza come telecamere, la vigilanza, un controllo di vigilanza all'interno della basilica. Ovviamente Santa Giustina è un monumento nazionale, quindi è una chiesa di un certo pregio, i controlli sono più efficaci, anche la presenza della comunità monastica. Ovviamente nelle chiese di campagna io penso ai miei poveri colleghi parroci che tante volte magari, alcuni sono addirittura costretti a chiudere la chiesa spesso perché magari sono impegnati. E qualcuno è fortunato, ancora il sacrestano, la signora in pensione che dà una mano, magari sta in chiesa. Ma molti poveretti devono lasciare la chiesa aperta perché ovviamente per il fedele non la puoi chiudere e magari loro sono in canonico, in patronato con i ragazzi, la chiesa resta sguarnita. Nel tentativo di farli crescere alla bellezza, li fanno giocare a pallone, però insomma come si fa ad andare a rubare in chiesa? Lo dica lei. È pazzesco. Rubare è sbagliato dappertutto. Perché ci sono dei belli oggetti in chiesa. Ovviamente purtroppo che piaccia o meno, la maggior parte del patrimonio artistico, non solo in Italia ma a livello europeo, è un patrimonio di natura religiosa, perché per tanti secoli la cultura europea era una cultura legata alla fede religiosa, per cui è normale che se la maggior parte del patrimonio di valore si trova all'interno delle chiese fondamentalmente. Fa parte proprio anche quella della nostra cultura, perché chiaramente i cicli d'affreschi fino a un certo periodo sono stati quelli, la rappresentazione del sacro. Santa Giustina voi avete restaurato il campanile, giusto? La torre. Di recente il campanile, anche le cupole, una serie di interventi anche all'interno. Si può adesso, si può andare a visitare, si possono andare a vedere le cupole? Si può andare? Diciamo che non è aperto al pubblico, bisogna che ci siano dei motivi particolari e essere accompagnati, cioè il restauro è stato un restauro di natura conservativa e anche di messa in sicurezza, però non è aperto ai turisti. Non è peccato, perché vedere la città da quella prospettiva non sarebbe male. 049 49 06 054, allora anche voi cosa pensate del nostro patrimonio artistico? Lo si sente sempre nominare magari quando c'è il FAI, viene sempre descritto in orari notturni in maniera morbosa, un po' pallosa, passatemi il termine, invece no, bisognerebbe essere che l'arte fosse trattata in maniera anche più fresca, un po' più dinamica, ed è molto complicato. Giulio Muratori, c'è un dibattito in corso che è questo: meglio un restaurone, passatemi il termine, grande come quelli che vediamo, o una buona manutenzione continua, che allora quelle brave aziende in Italia, all'estero, aprano il loro portafoglio, tirano fuori quei 4 franchetti ogni anno, che se devono fare l'evasione fiscale o la girare il fisco, visto che ci siamo. Ci sono scuole di pensiero. Perché così io ho celebrato per anni il modello francese, che è il modello del pezzo su pezzo sistematico. Noi accanto alla grandi cattedrali abbiamo ovunque la fabbrica della cattedrale, per cui costante manutenzione. Questo, secondo me, metteva in sicurezza maggiore l'edificio. Certo che Notre Dame mi ha sconfessato, mentre invece il modello italiano è quello dell'intervento straordinario e puntuale che accade ogni qualvolta il degrado supera la fase di sicurezza. Quale sia il modello più giusto? Sicuramente l'amico sovrintendente avrà un'opinione personale. Io mi sono convinto che alla fin fine il metodo più giusto è quello di analizzare il singolo oggetto e caso per caso andare a individuare quale sia la procedura. Faccio un esempio a Padova, banale. Noi abbiamo la cinta muraria di 12 km straordinaria, non utilizzata, per cui ogni
tot anni, si fa un grande intervento di pulizia Togli l'edera, metti e l'edera, poi resta là perché- inutilizzata. ecco. Allora uno dei problemi dei monumenti è anche l'uso, per cui se io ho un uso costante e continuo, di per sé la manutenzione mi viene più facile. Se ho dei monumenti non utilizzati, non vissuti, sistematicamente Sono andranno come in le rotaie degrado. fanno la ruggine, architetto, così, Perfetto. non c'è storia, non c'è storia. Quindi uno dei problemi veri in Italia è il nostro grande panorama ci offre infiniti beni monumentali, alcuni di questi, anzi la stragrande maggioranza, devono essere vissuti, perché sono dei monumenti viventi. Se io Ma lì dopo si scontra con gli cristallizzo... assessori, dopo li si scontra con gli assessori. Ma no. Usiamo l'interno, no, non usiamo l'esterno, possiamo fare una cosa, non possiamo fare una cosa. Non possiamo non usarli. Non possiamo 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno, Prego. io volevo fare una domanda ai suoi ospiti, perché mi chiedevo se è giusto ricostruire com'era o ricostruire nuovo, perché mi è venuto in mente che quando è caduto il campanile di San Marco, ancora più di 100 anni fa, alla fine l'hanno ricostruito identico, ma ha senso, non ha senso? Loro probabilmente hanno più competenza di me per capire. Allora, grazie per il suo intervento. 049 49 06 054, è nato prima l'uovo o la gallina, lo dicevamo anche prima, giusto Fabrizio Magani? Cosa si fa? Cosa farebbe lei? Rispetto Anche a quello che dice il telespettatore. Io non avrei dubbi, andrei a studiare i disegni di Viollet-le-Doux, che ci sono. Basta studiare un po', se uno ha un po' di pazienza, voglio dire, è già tutto pronto, certo. e poi lo rifarei con delle tecniche nuove, naturalmente. Oggi ci sono il legno trattato, come diceva Muratori, oggi per fortuna esiste, è tutto più leggero, più semplice, ignifugo, e quindi penso che darebbe anche durabilità al nuovo monumento, in questo caso specifico. Lo dicevo, lo accennavo prima, quando capitano le disgrazie, soprattutto i terremoti e ci sono le cadute, no, si perde il patrimonio, e questo è un classico, è diventato ormai un classico dibattito, no? Cioè come dire, il restauro come innovazione, quindi apertura al mondo dell'architettura e alla creatività architettonica nel reinterpretare il monumento, oppure il com'era e dov'era, secondo una nostra tradizione che è specificatamente italiana e quindi anche europea. E devo dire che però Viollet-le-Doux, visto che si studia all'università, no, come modello per la storia della conservazione, insomma, in effetti aveva reinterpretato, ma studiando il modello medievale, quindi è proprio alla base della storia del restauro ottocentesco, ma che è passata poi al secolo scorso. Del buon restauro ottocentesco, perché poi... No, della linea francese che badava al ripristino, è proprio un concetto di Viollet-le-Doux, al ripristino del monumento, che era un po' tangenzialmente quello che diceva Giulio Muratori, quindi un restauro che non è casuale, non è frutto della fantasia, ma è frutto dello studio, e che serve poi alla modernità, no? Quindi a dare quell'idea di continuità, non come mera tradizione, ma come contemporaneità, cioè l'antico che è moderno, diciamo, no? Adesso prendo una telefonata. Prima lei ha detto, bisogna dire che se i francesi saranno più bravi con i tempi, la tempistica. Allora, a Firenze i restauri del complesso Santa Croce negli ultimi 15 anni sono costati 23,5 milioni di euro. Io prendo la telefonata, insomma, 15... No, io non sono stupida solo per i soldi, 15 anni. Cioè, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sono sempre io e parlo da Dossono. Eccoci, ci dica, signora Paola. Dica. No. Sì, è lei. Signora Paola, Pronto? ci dica, buongiorno. Sono Paola, ho richiamato ancora. Sì. Parlo da Dosson, io sono molto contenta di sentire queste cose, Pronto? Sì, è lei signora, ci dica. Sì, sono io. Viva e vegeta. Bene. Sa cosa, lei ha il televisore? Sì, adesso lo abbasso. Brava. Ecco, mi sente? Perfetta, ci dica tutta. Allora io ho 71 anni, la voce non li dimostro, mi dicono tutti, però non ha importanza. Ho richiamato ancora perché mi è piaciuta questa trasmissione che allarga un po' gli orizzonti a tutti,
Però vedo e confermo quello che ho detto prima, che bisogna iniziare dai bambini al rispetto delle cose belle, eccetera, eccetera, perché nessuno chiama. Se chiamano, se ci sono problemi di pensione, di INPS, bollette, tutti chiamano. sicurezza. Allora bisogna allargare proprio la mentalità, il sapere cosa abbiamo in casa, la bellezza che abbiamo noi, la bellezza che abbiamo in Italia, non ce l'ha nessun paese. E le dico di più, io ho girato il mondo per lavoro, quindi le cose belle che abbiamo noi dobbiamo assolutamente tutelarle. Capito? Sì. E dobbiamo dirlo a tutti, a voce alta. E noi lo stiamo dicendo, Chiesa. lo diciamo in 3 regioni per il momento, poi le diciamo anche col digitale terrestre, in streaming. Noi ci proviamo. Allora noi ci proviamo, signora. Continuate a farlo. 049 49 06 054. Io devo andare in pubblicità, però tornando ad esempio a Firenze, i 23 miliardi e mezzo, ma i 15 anni di restauro. Allora. Posso dire una cosa? Prego, perché la signora mi pare che abbia detto una cosa importante con grande gentilezza. Subito dopo l'incendio di Parigi c'è stata una delle note ormai manifestazioni, no? che si svolgono insomma, durante i fine settimana a Parigi. La parola d'ordine era lo Stato non siamo noi, quindi hanno preso una distanza, almeno una parte dei parigini, perché c'era chi piangeva durante le veglie, ma c'è stata anche una manifestazione che ha detto, vi ricordate, una parola d'ordine che sentivamo anche qui negli anni 70, no? Lo Stato non siamo noi. Quindi vuol dire che sul tema della percezione autentica del patrimonio culturale non è che la pensiamo tutti allo stesso modo. E quindi è importantissima l'idea di educazione a cui alludeva il nostro... Secondo lei l'educazione non è così scontato, ma a che età bisognerebbe iniziarla? Perché c'è gente che si faremo a portare anche un figlio a vedere una mostra, parla con una persona che pensa che la storia dell'arte e la storia della cultura serva alla vita. Quindi da subito. Per me i quadri sono esseri viventi, i monumenti anche, per cui per me si deve cominciare da subito come lo sport. Quindi ha fatto questo outing, sono esseri viventi. Assolutamente sì. Allora, 049 49 06 054, torniamo alla pubblicità con Federico Lauretta. A dopo. Matrimoni. Eccoci, qui siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica tutto, eccoci. Scusi. Deve abbassare la serie di televisione, se no siamo tipo Terra, Marte, Luna e non ci si può parlare, sono come le sonde Voyager, chissà dove saranno adesso. Volevo dire, Dica. prima spero che sia sbagliata a dire 23 miliardi, comunque anche fossero 23 milioni sono tantissimi. Io inviterei appunto a guardare quanto costano i restauri fatti con il sistema pubblico. Costano moltissimo, lo dico perché so. Poi volevo dire, dovremmo adottare un monumento. Io vado in giro e vedo delle chiesette tenute bene, delle vie delle biciclette tenute bene e scopro che ci sono gli amici della chiesetta, gli amici della bicicletta, e dove ci sono questi amici c'è un disastro. Non vorrei ricordare a Treviso una certa via ciclabile che era una cosa stupenda e purtroppo ci vorrebbero delle stesse persone che avrebbero cura. Ci sono tanti pensionati adesso che vanno giovani, invece di andare a fare magari contribuiscano ad esempio anche insieme ai ragazzini, perché fare Greta lì eccetera bisogna farlo in maniera pratica. Diamo sull'impregnante, sui legni di queste staccionate che ci sono in queste vie ciclabili, richiamiamo le persone quando vedono che buttano i rifiuti vicino a queste vie, vediamo che tolgono i sacchetti dagli spazi, rimettiamoli oppure chiamiamo, perché tutti noi, e purtroppo invece c'è tanto menefreghismo e sono cose, come ha detto bene la signora, che sono un patrimonio enorme che abbiamo, e però tutti noi dovremmo impegnarci lo Stato purtroppo quando fa qualcosa lo fa a prezzi, mi dispiace dirlo, e lo dico al doppio di quello che è sul mercato. Ma perché lei dice che lo sa bene? Cioè, ce lo dica perché se anche in televisione se c'è una news... Lo so bene, non dico perché.
a sapere. Va bene, allora grazie del suo punto di vista. 049 49 06 054, prima di Federico Lauretta, il parroco di Santa Giustina di Padova, lei ha detto non ho risposto? Alla sua prima domanda? No, non so se questo presuppone una risposta, nel senso che il sistema dei lavori pubblici, come diceva anche il signore, che ha effettivamente un tariffario di partenza, perché non è che i prezzi vengono inventati, naturalmente, però effettivamente può trovare degli ostacoli durante il percorso, per cui io, l'architetto Muratori è esperto nella concretezza, io so che 2-3 milioni l'anno, se l'appalto va bene, si possono spendere. Nel sistema, diciamo, tecnico-amministrativo. Si lavora, si paga, no? E la cosa in sé sarebbe molto semplice. Poi se ci sono i ricorsi ancora prima di cominciare, se tutto finisce in tribunale, se ci sono delle riserve potenti da parte delle imprese con gli avvocati naturalmente, no? Che di solito intervengono quasi sempre, no? Direi, anzi è una costante, direi che è più raro il contrario. Beh, effettivamente i tempi si dilatano, insomma, no? Lo vediamolo anche quando dobbiamo costruire una strada, un'autostrada, sì, un ma anche percorso casa è così, cioè, è così. Non riusciamo a fare ma guarda, se non riusciamo a fare una programmazione a livello nazionale, ci stiamo, non ci stiamo dentro, finanziari e company, figuriamoci anche solo chiedere quanto costerà. Federico Lauretta, le telefonate che ci sono arrivate vanno in una direzione sempre sull'educare i giovani. Allora, molte persone magari vengono a visitare anche i giovani scolaresche la chiesa di Santa Giustina, che è in diretta, accade tutto, non importa, che è la chiesa, una chiesa molto molto importante, molto dirimpettaia, diciamo, del famosissimo Sant'Antonio, e magari viene un po' bistrattata, però bisogna sempre anche controllare anche qui i giovani cosa fanno, perché magari ti amo Marta lo potrebbero scrivere. Perché i ragazzi alle volte fanno queste cavolate e queste bravate, bisogna controllare anche quella è una forma di educazione. Perché a casa tua non è che scriveresti ti amo Marta perché la mamma ti prende, ti dà uno scapaccione e Marta non te la fa più vedere, ecco, anche quello è importante. Beh, è fondamentale, credo, il rispetto anche perché insomma non si trattano anche di patrimoni che appartengono a tutta la comunità, non sono patrimoni individuali. E credo che educare alla bellezza, ma educare anche al rispetto di questi ambienti, è educare anche al rispetto degli altri, perché dico, è un bene di tutti, anche Santa Giustina è un monumento nazionale, quindi appartiene alla comunità, e il rispetto dell'ambiente al di là, ecco, del suo valore religioso, lì ci pensiamo noi a far mantenere almeno il rispetto e il decoro sul piano religioso, ma non solo, cioè, è un patrimonio culturale che è un bene di tutta la comunità. Quanto vecchia è la chiesa di Santa Giustina, per chi non la conoscesse? Beh, l'attuale basilica è della prima metà del XVI secolo. In realtà conserviamo ancora una parte della prima basilica che è del VI secolo, Sacello di San Prosdocimo, restaurato di recente proprio dall'architetto Magani, quindi diciamolo, insomma è stato uno degli ultimi lavori che ha fatto a Padova. Ecco. E l'impianto di illuminazione a norma di sicurezza invece è stato realizzato dall'architetto Muratori, ecco, sono entrambi qui presenti. Giusto perché se succede qualcosa li ha già citati. No, lo chiedo. Hanno fatto tornare il Sacello veramente a un suo giusto decoro, a un suo giusto splendore. Poi abbiamo ancora le parti medievali, il coro vecchio, la sacrestia, però l'attuale basilica è del 1500. Diciamo anche che una cosa bella. È una basilica bella. Comunque che viene visitata parecchio. Sì, abbastanza. Ecco, una cosa che però facciamo notare è questa, che un ambiente, ecco, viene anche ben tutelato quando è anche vissuto. Giustamente anche prima l'architetto Muratori lo diceva. È una cosa bella che comunque un patrimonio che è diventato dello Stato dopo le soppressioni napoleoniche, ecco, però sia ancora custodito da una comunità che lo vive, che lo sente in qualche modo anche come suo e che quindi porta anche una costante ordinaria manutenzione, ecco, e questo fa sì che l'ambiente sia non solo decoroso ma sia anche custodito e sia anche vigilato. Purtroppo invece ci troviamo ad avere tante volte grandi realtà monumentali che sono ridotte solo allo stato di museo, per cui magari vengono aperte nelle ore in cui vengono aperte e poi vengono lasciate
all'abbandono. E poi la gente, quando tu metti a disposizione un servizio, è brutto dirlo così, ma tu metti a disposizione un servizio, la possibilità di visitare qualcosa e si accorgono tardi e c'è già la fila, cioè, perché c'è gente che ha voglia di vedere anche un'opera che magari non conosceva, anche della propria città. Cosa manca secondo lei? Una comunicazione adeguata? Non mancano solo i soldi, perché se si trovassero diciamo, dei giusti compromessi anche con l'ambiente universitario, con gli studenti. Per me è una parolina magica che vale in ogni aspetto della vita pubblica, mancano le sinergie. Le sinergie. Ognuno pensa al proprio orticello. Come diceva la signora prima. Sì, invece secondo me se metti assieme le sinergie, le competenze degli studiosi, dell'università, la diocesi per quello che riguarda i propri beni, i conventi per quello che riguardano i propri beni, gli storici, cioè siamo una città universitaria. Ecco, io ho vissuto un momento sinergico molto significativo quando abbiamo fatto la ricognizione del corpo di San Luca Evangelista. Lì veramente è stata un'azione sinergica dove hanno partecipato università, comunità, diocesi. È stata una cosa bellissima, sono stati 2 anni meravigliosi dove abbiamo messo assieme veramente le forze e le capacità per una cosa che aveva sicuramente un suo impatto, ma pensiamo solo nelle nostre realtà monumentali. Abbiamo 2 santuari che vengono visitati da milioni di persone, che sono Sant'Antonio e San Leopoldo, a distanza di 200 metri. In quei 200 metri c'è la Basilica di Santa Giustina, l'Orto Botanico. Ti sposti un po' più in là, c'hai la chiesa di Santa Sofia, ti sposti un po' più in là, c'hai le piazze, il battistero, la cattedrale, il Palazzo della Ragione, fino ad arrivare alla Cappella degli Scrovegni e vai a chiudere al Carmine con la scoletta del Carmine. Che pare ci abbia anche 2 tombe dentro. Sì. Pare, nel giudizio dei giorni scorsi. Creare un percorso che è religioso ma nello stesso momento anche storico, artistico. Anche la stessa struttura urbanistica, non so come dice, della città. Sì. Cioè noi andiamo a vedere i conventi in Moldavia, da altre parti, il giro dei conventi da altri generi, ci non riusciamo a fare un giro delle nostre chiese. In Inghilterra i H4 rovinassi le fiere. Vabbè, no, perché dice, e hanno milioni di visitatori. Lo dice perché c'è la Brexit, dice l'isola. No, posso testimoniare. Io mi sono fatto, gli anni che furono, tutta la Castle Trail che è su nelle Highland. Sì. Realizzando dopo 10 giorni che avrei visto quello che lì in 10 giorni ho visto in 2 giorni qua nel nostro territorio. Perché noi siamo strapieni di cose, loro sanno valorizzare molto bene. Come gli americani. Ma tanto come bene. Gli americani. Faccio riferimento a Santa Giustina. Piuttosto che nulla che avanza. Per via della valorizzazione ha una cosa che è la numero 1 al mondo. Il primo presepe della storia ce l'hanno loro. E chi lo sa? Loro, quei pochi visitatori, ma insomma non pochissimi, che vanno. È il primo presepe della storia. Quelli che sono venuti dopo sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Il numero 1, tra l'altro, è un piccolo capolavoro di alto rilievo in marmo pario. Era il vecchio architrave della Basilica del 1189. È un capolavoro. Chi lo sa? Chi lo sa? Non buttare via niente. Parlavamo proprio pochi giorni fa con l'architetto Muratori. Il teatro Zairo non è scomparso. È a Santa Giustina. È Santa Giustina. Ma che in Prato della Valle mettessero facessero un cartello, una cartellonistica dove spiegano, guardate, qui c'era lo Zairo, però non è scomparso. Non è che lui se si può mettere il cartello giusto, l'altezza giusta. No, veramente la soprintendenza mi risulta locale che abbia avviato delle visite anche. Vabbè, no? Insomma, ci sono tante cose da dire, pure la facciata non è finita perché Altino. ci sono i buchi. Mi è capitato con un amico veneziano di fare dei giri per Venezia, mi ha fatto scoprire che anche Altino non è scomparso. L'antica Altino è tutta inserita nei palazzi veneziani. Quindi Altino esiste ancora, non esiste più nella sua locazione, nella sua forma, ma in realtà sopravvive tutta dentro i palazzi e le calli veneziane. Perché non si buttava via niente, no? Come il maiale non si buttava via niente. 049 49 06 054. Noi torniamo dopo la pubblicità.
049 490 605. Citata e i lavori che sono di utilità pubblica, come quelli che ho citato, procedono. Poi ci possono essere, voglio dire, delle sbavature, probabilmente delle questioni